Siamo qui a Dossobuono di Villafranca di Verona per la finale regionale Under 13 maschile 3x3. Quest'anno è una manifestazione che aprirà le porte a due società che potranno poi disputare la finale nazionale. Quest'anno sono presenti qui 60 ragazzi giovani dell'Under 13, hanno la possibilità di confrontarsi tra di loro. Il 3x3 è stato voluto dalla Federazione Nazionale, in modo particolare da Berruto, lo scorso anno. Quest'anno abbiamo avuto un aumento di squadre in regione e credo che questo sia un buon viatico per il futuro della pallavolo giovanile maschile. Il sito filmamerito.net. Servizio il capitano del Castellana. Inizio il contrasto con Padova, quarto punto. Il Castellana che si aggiudica la finale. Siamo qui con la vincitrice del torneo Under 13 maschile 2014 3x3 maschile e il Castellana è qui con il suo capitano Nicola, no Riccardo, e ditemi quanto siete contenti da 1 a 10 di aver vinto la finale? 1000. 1000? Non è che si veda tanto dei volti, ma sono un po' timidi perché è la prima finale che vincete? Ah, ecco, regionale sì. Che ne dite di questa finale? Cosa dici? Beh, è stata molto combattuta, soprattutto nel secondo set, però la vittoria dico che è meritata. Sulle mani per Castellana! E siamo qui con l'altra finalista della regione Veneto del torneo Under 13 3x3 maschile, siamo qui col suo capitano Mattia. Quanto siete contenti di essere arrivati in finale? Siamo contentissimi anche perché il nostro obiettivo era di arrivare in finale, dopo la finale come andava. E il primo set non abbiamo provato neanche a giocare, un po' perché l'emozione, dopo sì, un po' la stanchezza, così. L'alto l'onore del Veneto assieme alla prima classificata. Vincitori della regione Veneto dell'Under 13 maschile 3x3 della stagione 2014.
anche loro sono a Dascoli Pizzano per le finali nazionali. E assieme a Padova li facciamo un grossissimo in bocca al lupo. E con un applauso ai vincitori e ancora a tutti i ragazzi che hanno giocato e che hanno sudato.